piano di contrasto per la cimice asiatica prevede anche l'introduzione di un antagonista alloctono, un antagonista naturale, quindi un antagonista esotico, la vespa samurai, nome scientifico Trisolcus japonicus. Questo insetto è stato selezionato per il contrasto alla cimice asiatica in campo con autorizzazione del Ministero e sono stati selezionati 106 siti in tutto il Veneto. Viene effettuato il rilascio di queste microvespe che andranno a cercare le ovature della cimice asiatica per parassitizzarle, così da avere un contrasto, un controllo su questo fitofago. I siti selezionati sono stati in particolare analizzati per le caratteristiche ecologiche, quindi in contesti vicini alle coltivazioni agrarie e in contesti dove non venivano applicati prodotti fitosanitari, perciò corridoi ecologici quali siepi oppure anche zone vicino, zone ripariali, quindi le zone vicino ai fiumi che non vengono trattate dai prodotti fitosanitari. E proprio in queste zone la cimice asiatica si riproduce e il parassitoide, l'antagonista naturale, può trovare le ovature da parassitizzare e eventuali fonti di cibo alternativi per gli adulti che permettono poi lo sviluppo di questo insetto. In questi 106 siti sono stati operati delle indagini di campo per la valutazione delle ovature di cimice asiatica presenti sulle siepi, sia prima del rilascio della vespa samurai che dopo il rilascio della vespa samurai, per studiare l'efficacia e l'effettivo insediamento della vespa samurai e l'impatto sull'antagonista naturale cimice asiatica. In ogni sito, dal 2020, quindi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 sono stati rilasciati almeno 110 esemplari di Vespa samurai Trisolcus japonicus, costituiti da almeno 100 femmine e 10 maschi. Questi rilasci sono stati effettuati 3 volte a distanza di almeno una ventina di giorni l'uno dall'altro in ogni sito di quelli studiati. Il rilascio viene effettuato con gli antagonisti naturali, la Vespa samurai allevata dai laboratori del DAFNAE, vengono portati in campo le provette contenenti gli antagonisti naturali, queste vengono aperte e queste vespe andranno alla ricerca della cimice asiatica per parassitizzare le ovature. Questo tipo di lancio, questo tipo di rilascio si viene definito come metodo inoculativo, quindi si va ad insediare un antagonista naturale che poi da solo dovrà essere in grado di agire contro la cimice asiatica e quindi troverà le ovature, le parassitizzerà e saprà sostenersi nel corso del tempo. Se il sistema funziona, la parassitizzazione sarà sempre più alta ed è quello che stiamo vedendo. Quindi in questi 3 anni di indagini quello che si sta vedendo è un aumento dei tassi di parassitizzazione sulle uova di cimice asiatica operati anche da questo Trisolcus japonicus e quindi fa ben sperare per quanto riguarda un possibile controllo che sicuramente dovrà essere integrato con tutte le altre pratiche di controllo, quali l'uso di prodotti fitosanitari e altre pratiche agronomiche di prevenzione o di controllo della cimice asiatica.